Chi vive a Sesto ormai conosce bene quella sensazione, ma è normale dover guardare non 2 ma 10 volte prima di fidarsi delle strisce pedonali? Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Ora ti spiegherò cosa è successo in un incrocio che tutti conosciamo e perché questa storia riguarda ognuno di noi, soprattutto chi vive in Sardegna. Ieri pomeriggio, in via Cagliari, all'incrocio con via Monserrato a Sesto, una donna di circa 50 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. È stata colpita da un'auto, tanto che una ruota le è passata sopra il piede e la caviglia. Ora è al Policlinico di Monserrato per approfondimenti del caso. Da sardo che giornalmente legge le notizie della nostra terra, ti dico che questa vicenda mette in luce un problema ben noto nella comunità. Quel passaggio pedonale è tristemente famoso per la sua pericolosità e quella non è la prima volta che succede qualcosa lì. Ma ascolta questo, il vero nodo sta nella reazione della gente, che sui social ha giustamente acceso un dibattito sulla sicurezza stradale proprio in quel punto, chiedendo interventi concreti per evitare altri pericoli. Prova a immaginarti la scena. Una donna che cammina sicura, seguendo le regole, ma all'improvviso lo schianto, il frastuono dell'auto, il dolore. L'incrocio così familiare si trasforma in un luogo di paura. Il traffico rallenta, gli sguardi si posano su di lei mentre i soccorsi arrivano in fretta. Questa storia ci parla di quanto la sicurezza sulle nostre strade sia fragile, anche nei luoghi più quotidiani, e di come la comunità sarda sia pronta a reagire per difendere i suoi cittadini. Ogni attraversamento è una sfida, ogni pedone merita di sentirsi protetto. Ed ecco il punto su cui riflettere. Siamo davvero pronti a cambiare le cose? Quali soluzioni vedi tu per rendere le nostre strade più sicure?